Scatman's World. Ragazzi, Burn, quarto posto in griglia, ragazzi, dopo con una pioggia in qualifica devastante. Voglio fare una bella gara anche qua, dopo la bella vittoria di Indianapolis. Vai Fiori. Ragazzi, ci sono contatti con moto della categoria MotoGP, ragazzi, quindi veramente ci sono possibilità il prossimo anno di finire già in MotoGP al terzo anno. Purtroppo andare in MotoGP senza aver vinto neanche un campionato né Moto3 né Moto2 un po' mi dispiace, però vuol dire che ne vinciamo di più in MotoGP. Vai come no. Molto bene. Ecco, Vilma De Angeli mi supera ottavo. Oddio, erroraccio. Dopo che sono i tipici errori cubendiani. Perché per noi era uno dei miei tracciati, cazzo. Purtroppo l'altro anno un ritiro per problemi al motore. Quest'anno spero di fare punti almeno. Cioè, Maleducato e De Angelis, Vilmona De Angelis, ragazzi, grande Vilmona. Ottavo posto beffardo, veramente partenza non bella, sotto il diluvio cieco. Pompa. Dai che dobbiamo superare Maleducato. Ciao. Ok, sesto posto. Ho perso 2 posizioni rispetto alla partenza. Mamma che diluvio, ragazzi. Veramente inferno cieco, ragazzi. Inferno cieco. Pioggia devastante in quel di Brno. Dai, tiriamola. Primo giro già completato, ragazzi. È volato questo primo giro. Dai, Fiori. Dopo questa moto non è prestazionale, c'è poco da fare, da problemi. Qua vanno un po' tutti larghi, ragazzi, la pioggia è devastante. Veramente è dura tenere la moto, molto dura. Sesto posto abbastanza anonimo purtroppo. Questo mi fa perdere altri punti dai primi 4 e non va bene. Proprio non va bene purtroppo. Se vogliamo arrivare almeno quarti nel mondiale, mi piacerebbe podio. Proprio il quinto posto in Moto3. Non riesco a stare al passo dei primi purtroppo. Non riesco. Attenzione, tira fuori il gambino veneziano. Ci vorrebbe una bella caduta davanti. Porca, tra tutte quante le moto. Non riesco ad avvicinarmi ai primi. Non c'è nulla da fare. È stato bello trombare. Però come almeno terzo, sarebbe bello arrivare almeno al podio. E che il diluvio è veramente colossale. Un diluvio colossale. Tira fuori ancora il gambino, il come. Questo è un buon sorpasso. Qua, quinto posto, veramente stupendo. Dopo i primi non mollano un centimetro. Non mollano un centimetro i primi, 6 decimi di svantaggio da Carione. Dai ragazzi, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, perché noi possiamo tutto. Inizia final lap come diano. Liuti, Rabat, Vinales, Calio. Guarda come ti superano, cioè veramente sono troppo più perfette le moto degli avversari.
l'ho presa anche bene, mamma mia, rischiata. Rischiata, ma forse posso guadagnare qua qualcosina. Dai raga. Dai raga, dai raga, dai raga. Che fatica però. Super fatica come indiana. Un'altra posizione la possiamo prendere, dobbiamo crederci però, dai. Il tuo posto non basta. Questa l'ho presa male, questa l'ho presa male, questa l'ho presa molto male. Brutta brutta curva, niente da fare. Se arrivo quinto è già positivo. Niente, 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 niente. Allora adesso mi sto avvicinando, adesso che è finito. Porca troia. C'è molta bagarre davanti. Dai, provaci, come devi provare una staccatona, qualcosa. Devi provare qualcosa come se vuoi tentare il miracolo di arrivare almeno quarto. Vai, inserisciti anche te. Inserisciti anche te, Cuba. Eccoli qua, ma proprio adesso devo avvicinarmi, ma porca di quella vacca, ma perché? Rubiamole il quarto posto a Vino. Rubiamole il quarto posto a Vino. Mamma mia che lotta. Che lotta con Vino. Lotta pura con Vino. Lotta pura con Vino. Forse quarti ce la possiamo anche fare. Inserisciti Cuba, inserisciti Cuba. La sto rischiando, niente, allora. Niente da fare. Niente da fare. Peccato, quinto posto. Affanculo. Ci ho provato, ma non è bastato. Ah, Dio mio, che dura casina. Ma si parano il Cuba e st'altro. Classifica siamo sempre quinti a 156. Purtroppo i primi sono veramente ragazzi, incredibile, siamo a Misano, no Silverstone. Nella notte, dopo le qualifiche del Gran Premio d'Inghilterra, Veneziano passa in MotoGP, pazzesco, non finisce neanche la stagione in Moto2. It's incredible, come incredible, come adesso siamo in MotoGP. Voglio usare queste gare per allenarmi bene perché il prossimo anno voglio essere il protagonista del MotoGP, voglio essere l'enfant prodige della MotoGP. Vai! Quindi Veneziano ha la possibilità di vincere solo nella classe regina quest'anno, in questo MotoGP. Vediamo con questa moto che era al 15° tempo veramente facendo un giro perfetto. Sta moto fa abbastanza cagare, ma va bene. Dovremmo lottare con le unghie e con i denti. Siamo già 11esimi ragazzi, tutto può succedere. Ricordo livello difficile, fisica semi-pro. Oh, vizioso davanti, attenzione, qua fiore però Smith, Will Smith ed Escargot. E asparago, quello che volete voi. Siamo appena si vede che la classe regina, cazzo, oddio. Vaneggi pure in casa veneziano, vaneggi pure. Devo riabituarmi con le moto veloci, cazzo. Vai Fioi. Debutto a Misano ragazzi, il seguito del Siege. Ma non sono più abituato, cazzo. Mamma mia che rischio. Una gara dove non sono neanche molto bravo, perché veramente a Misano proprio non mi trovo. Eccola là, caduta come indiana, caduta come indiana. Inizio difficile in MotoGP, inizio difficile in MotoGP. Non sono più abituato con le moto veloci. Attento che Veneziano ha sbagliato, che può bruciarsi subito in una classe così difficile. Ma Veneziano se ne frega altamente. Sa che può fare tutto il Kuma. Vai la rimonta almeno per fare qualche punto. Giro record del Magnifico, il record del Magnifico. Almeno un punto lo voglio prendere però, cazzo. No, madonna, veramente la differenza tra Moto 3 e Moto 2 e MotoGP è clamorosa. Dai, come? Sta moto è veramente la moto della chicca, però,
Solo così posso fare esperienza il prossimo anno, partire alla grande in MotoGP già con un po' di esperienza. Incredible Cube. Dai, 15esimo, viene anche un punto. Tanto l'obiettivo scuderia è il 15esimo posto, quindi insomma siamo anche perfetti. La sto un po' rischiando come, Nicolino Heidi, Nicolino Heidi. Ecco Nicolino. Bravissimo come, dai, qualche punticino portiamolo a casa, dimostriamo già che siamo da MotoGP. Giro record Camomillo, record di Camomillo. Durissima MotoGP, non me la ricordavo così dura. Non me la ricordavo proprio così dura, sento che sta moto è veramente lenta, rispetto ai big, veramente. Dobbiamo fare piazzamenti positivi, però cazzo, solo così possiamo avere un contratto da una scuderia più prestante. Va Incredible Cube, va Incredible Cube. Il mio compagno è penultimo, ragazzi, cioè sono 13esimo, va bene, va bene. Molto bene Cube, molto bene. Dai, cazzo, dai. Guarda che traiettoria, guarda il pazzo, guarda Will Smith, raga. Dove va Smith? Dove va Smith, ragazzi? Impazzito. Impazzito Smith. Impazzito Smith. È rischiato veramente un incidente clamoroso. Perché possiamo prendere altri punticini preziosi. Vai, come ne superiamo anche noi. Bella Cube. Perfetto, 12esimo posto alla prima gara, va benissimo, ottimo debutto in MotoGP. Bravo Kuma. Bravo Kuma, bravo Kuma, bravo Kuma, dai che va bene. Yoda. Va a vincere Camomilla. Classifica. E Veneziano a 4 punti, che bello, raga, un saluto dal comandone veneziano, siamo in moto. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.